Rieccoci nell'ultima parte di Primus in rigorosa diretta, 22-25 minuti, minuto più minuto prima, Primus Inter Pares, appuntamento mercoledì, gruppo TV7, ovviamente abbiamo ancora molte cose da chiedere a Arturo Lorenzoni, speriamo di riuscire almeno nelle cose più importanti a sentire una risposta. Prima vado da Dennis, c'è qualche novità rapidamente, Dennis? Sì Giorgio, vi porto solo nel nostro sito www.gruppotv7.com per una comunicazione di servizio che l'ULSS 6 Euganea ha chiesto di veicolare alla popolazione, perché sabato 4 luglio c'è stato al Parco Fenice in via Lurgagine Rovetta, in un'area limitata dell'ampio parco, una commemorazione funebre promossa dalla comunità del Camerun, alla quale hanno partecipato circa 200 persone per commemorare una persona morta in Camerun nel mese di febbraio. Il problema però è che di queste persone 8 sono risultate positive al Covid, per ognuno dei quali è stato disposto l'isolamento e sono stati eseguiti i tamponi. È però necessario far sapere l'ULSS 6 Euganea che tutti coloro che hanno partecipato alla commemorazione funebre eseguano il tampone. Ovviamente sono già stati avvisati anche il prefetto, presidente della conferenza dei sindaci, per raggiungere quanto più possibile i partecipanti. Al momento sono state individuate circa una quarantina di partecipanti, quindi ne mancano ancora veramente un numero importante. E poi l'ULSS 6 Euganea, vedete, adesso ve lo evidenzio, dà anche il numero verde 800 03 2973, in modo che chi effettivamente ha partecipato a questa commemorazione possa chiamare e poi sottoporsi al tampone. Vi ripeto il numero 800 03 2973. Allora, visto che è una notizia importante, io direi di riprendere un attimino. Allora, ricordiamo dove è stato fatto questo evento, Denis, rapidamente. Allora, si è svolto sabato 4 luglio al Parco Fenice, quindi, in via Lungargine Rovetta a Padova. Praticamente, scusami Denis, 11-12 giorni fa, giusto? Esatto, oggi è il 15, quindi 11 giorni fa. Perfetto, è stato fatto questo evento, ci sono stati dei soggetti positivi, però c'erano 200 persone che hanno presenziato a questa cerimonia e ovviamente non sono stati trovati tutti, hanno avuto la fortuna, la coincidenza di reperirli tutti per poter fare un tampone, per poter verificare la loro esenzione a questo maledetto virus. Ecco, chi non l'avesse fatto c'è un numero verde. Lo vuoi ricordare di nuovo il numero piano, Denis, così se qualcuno ci sta seguendo fa quel numero lì e dice io ero presente a quell'evento e vengo a fare il tampone. Il numero è 800 03 2973. Lo ripeto, chiedo alla regia, scusami Denis, riusciamo a metterlo in sovraimpressione, Marco o Claudio, gentilmente se riuscite a fare questo numero, per chi avesse partecipato a questo evento del 4 luglio, dove c'era una cerimonia, in questa cerimonia c'erano 200 persone e c'erano 7 o 8 positivi, correggimi Denis. Certo, al momento su circa 40 persone rintracciate, 8 sono risultate positive, quindi capite che solo un quinto delle persone che erano effettivamente presenti a questa commemorazione sono state individuate, quindi ne manca ancora un numero importante. Quindi bisogna fare il tracciato anche di tutti gli altri, perché poi in questi 10 giorni possono aver frequentato tutti i luoghi immaginabili, inimmaginabili, quindi è giusto che chiamino quel numero, chi ci sta seguendo, e che al più presto faccia un tampone per vedere che non hanno preso questo virus. Se la regia poi riesce a mettere il numero farebbe una cosa gradita. Sono cose che succedono, però è giusto dare anche questa informazione. Siamo quasi in chiusura. Lei è un amante di monopattini, no? Lo sai che ha fatto ricca la Cina? Perché li producono tutti loro? Beh, non tutti. A dire il vero, la mia è una provocazione, però tanti arrivano da lì e tanti... Allora non usiamo più il PC? Non usiamo il telefono? Però magari... Non usiamo le telecamere per la televisione? Tutte cose fatte in Cina? E quindi continuiamo così, dice, aumentiamo È la manifattura sempre. del mondo oggi, ma una mobilità intelligente oggi ha tantissime possibilità, molte di più di quelle che avevamo solo 5 anni fa. E a Padova... Lei la porterà in regione anche il monopattino? Ma il monopattino ha senso in una dinamica locale, cittadina. Una persona... Sì, ma ormai le vede, vanno per le rotonde, passo, addirittura ho visto anche, le dico qui a Padova, un genitore con un bambino in 2 su monopattino, insomma ne ho viste già di tutti i colori. Come al solito poi c'è chi rompe le regole.
però è uno strumento interessante. Lo scorso anno abbiamo fatto un incontro con colleghi che si occupano di mobilità di diverse città europee, non solo, in un progetto europeo. La collega di Tel Aviv ha detto che il monopattino è diventato il primo mezzo di trasporto nella nostra città. Hanno tolto i parcheggi per fare le piste. Immagino, costa poco. Costa poco, loro i mezzi di trasporto pubblico non li prendono volentieri per motivi di tipo di sicurezza, e quindi ecco che il monopattino è diventato veramente il mezzo per muoversi in una città di pianura come quella. Per avere questo però, Arturo Lorenzoni, bisognerebbe avere anche le piste ciclabili, no? Perché noi ci si è lavorato. Invece nelle nostre città, sono tutte città un po' medievali, un po' all'antica, per ovviamente le strutture, e quindi è difficile fare le piste ciclabili nelle città. Ma guardi, la venete, prospettiva adesso della mobilità Treviso, a livello Padova, internazionale Verona, è quella di trasformare le città in delle piste ciclabili, cioè le strade cittadine tornano ad essere a disposizione dei pedoni e delle biciclette. Le macchine sono degli ospiti ammessi. I desiderati. No, cioè desiderati, ma per le necessità, ma non... noi abbiamo tolto lo spazio per le automobili e l'abbiamo tolto ai pedoni e alle persone. Negli ultimi 50 anni è successo questo. Quello che sta succedendo nel mondo è un ritorno a restituire gli spazi ai pedoni, alle persone che camminano, alle biciclette. Però. In sicurezza. L'automobile a 30 km all'ora può transitare, e questo abbiamo messo noi nel nostro piano della mobilità sostenibile a Padova, ma io credo che tutte le città vanno in questa direzione, perché la qualità della vita aumenta. In città puoi passare con l'automobile, ma passi rispettando quelli che sono... Lei che è un uomo all'avanguardia, è tutto giusto, in Europa ci sono molte che hanno adottato il sistema che sta ora spiegando lei, però hanno fatto le piste ciclabili, e le piste ciclabili ad Amsterdam, a Copenaghen, hanno ovviamente un ampio spazio e una precedenza rispetto all'automobile, una sicurezza che qui non hanno. Guardi, ne facciamo una, questa non è che sia... Questa mi sembra bella, questa mi sembra bellissima. Guardi. Ma aveva detto, anzi, quella di fronte allo Iova, che faceva tutto, era pieno l'ultima volta che è venuta qui, però lo si farà, ho visto che non si farà. Quelli è un fondo del Ministero, sono fondi del Ministero dell'Ambiente, e ne ho parlato proprio di recente. E ma aveva lusingato, no, ma deve solo avere pazienza. Lei sa che in Italia dobbiamo avere pazienza. Ho capito, io ce l'ho pazienza. Ma il progetto c'è, ne faremo adesso un pezzo, perché c'è un cofinanziamento da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio, a cui sono grato, e quindi inizieremo con quella parte, non riusciremo a completarla perché i fondi che il Ministero ha stanziato nel 2019 arriveranno solo a settembre 2020. Per chi ci sta ascoltando, ricordo, sta parlando Arturo Lorenzoni, magari ma qualcuno non ha compreso, vicino allo Iova, in via Gattamelata, c'è una pista ciclabile abbastanza lunga. Ovviamente in questa pista ciclabile parcheggiano tutti quelli che, poveretti, vanno a curarsi allo Iova di un male che tutti voi conoscete, che non è un male leggero, e non c'è il parcheggio all'interno, quindi devono andare in quel parcheggio e parcheggiano da quella parte lì. Ovviamente chi passa in bicicletta si arrabbia e chiama i vigili, arrivano i vigili, multano le automobili che hanno le persone che sono andate a curarsi di tumore all'interno dello Iova. Allora Arturo ha detto, abbiamo un'idea, prenderemo nella parte vicino, faremo un terreno, una pista sopra il terreno, non so come ha deciso di farla, perché per fare in modo tale che i ciclisti viaggino all'esterno della fila di alberi. Ho sentito poi che non verrà fatta, per questo gliel'ho detto. Viene fatta, ma aspettiamo i fondi del Ministero dell'Ambiente, che dovevano arrivare nel 2019, arriveranno a settembre 2020. E quindi verrà fatta. Così mi ha detto il Ministro Costa. Così ha detto Costa. Confido quindi che i fondi arrivino. Inizieremo. Brava la regia, grazie a Marco. Allora, chiamate con numero verde, ULSS 6 Euganea 8000 32973. Ricordiamo, nel sabato 4 di luglio è stato fatto un evento dove hanno partecipato dei camerunesi, non mi ricordo, eccoli qua. All'interno c'erano 7-8 positivi, però c'erano più di 200 persone, di cui, mi sembra di aver capito, Dennis correggimi, 40 sono state rintracciate, ne mancano delle altre. Corretto, ecco, chi ha partecipato a quell'evento del 4 luglio è pregato di chiamare, rimettiamo il numero che la regia ha messo, verde, per andarsi a fare il tampone, perché altrimenti diventa una strage. Quindi mi raccomando, seguite questa indicazione, chi ci sta seguendo, chi non ci sta seguendo comunichi a chi ha partecipato a quell'evento di andarci a fare il tampone chiamando quel numero, perché è la salvaguardia di un'intera città. Grazie Dennis, prego professor Lorenzoni. Stiamo parlando della pista ciclabile. Le piste ciclabili, certo,
ma a me stanno a cuore adesso che non sono più amministratore di Padova, ma che guardo al Veneto, anche le piste ciclabili tra le città, perché è il turismo ciclabile una delle principali fonti. Siete contento che il Mose funzioni? Ma certo che sono contento, con tutti i soldi che ci abbiamo messo, non è che ci funzioni mancava bene, altro che... bene ancora, Speriamo che funzioni meglio, nel senso che a questo punto è opportuno che funzioni. Ecco, senta, per quanto riguarda le grandi navi? Le grandi navi sono un problema che va affrontato finalmente, e la tutela della città di Però sono Venezia. anche un interesse economico. Certo, ovviamente... ma non possiamo gestirlo a... Cioè, abbiamo ancora questa idea molto vecchia che o preserviamo le cose o facciamo economia. Non è più così, è e. Dobbiamo preservare le cose e fare economia. Allora andiamo nella direzione giusta. Basta con l'Ilva di Taranto, che per l'economia della città abbiamo fatto morire un sacco di gente. Cioè dobbiamo, e lo stesso nelle grandi navi, non possiamo mettere a repentaglio una città come Venezia, dobbiamo trovare il modo di gestire questi flussi turistici, ma senza... Ma da trovare il modo a prendere una decisione c'è, mi diceva una volta... C'è la necessità di una regia, perché non si può pensare che la città di Venezia da sola decida, non si può pensare che il porto decida da solo, ma ci vuole qualcuno che metta intorno al tavolo tutti gli attori coinvolti e arrivi ad una decisione. Anche qui poi è un compito, oltre che del governatore, è un compito da Roma, un compito da centrale. Ma certo che anche sicuramente il governo può collaborare, deve collaborare. Ma io credo che la regia aspetti proprio alla Regione Veneto, che è il soggetto più interessato ad una soluzione diversa da quella attuale che... Allora io ho qui Pedemontana, poi abbiamo l'energia rinnovabile, che non abbiamo parlato in maniera approfondita. Su questo vengo una volta specifica perché ci sono tante cose da dire. Sulla Pedemontana è veramente è un progetto, direi, Eccolo qui. sì, poco sensato. Abbiamo caricato un debito sui cittadini del Veneto che è grande, perché il project presenta rischi zero per i privati che l'hanno fatto. Tutto il rischio è sui cittadini del Veneto. Quindi se i flussi di traffico non saranno quelli adeguati per remunerare, e attenzione perché le tariffe sono elevate, io non sono sicuro che poi il traffico pesante utilizzerà la strada con le tariffe che sono state comunicate. E se non abbiamo dei volumi di traffico sufficienti, dovrà l'amministrazione regionale diciamo così, integrare i flussi di cassa. Siamo in chiusura. E per dire, il Consorzio Autovie Venete già sa che dovrà versare alla Pedemontana delle cifre importanti nei prossimi anni. Ecco, sono cose... siamo in chiusura di questa puntata, lei adesso le do la telecamera e lei deve convincere i veneti per quale motivo la devono votare, perché è più simpatico, perché è più bello, perché è più bravo, per quale motivo. Oltre a tutto questo... Oltre a tutto questo le do la telecamera, le farà un primo piano e lei potrà dire tutto quello che vuole in un minuto. Sì, io credo che sia arrivato il momento per il Veneto di guardare al futuro e di ricominciare ad investire su se stesso. Abbiamo l'opportunità oggi di interpretare in modo nuovo l'economia, di investire nelle infrastrutture e di tornare a creare dei legami all'interno della nostra economia che sono venuti meno negli ultimi anni. Per cui il progetto su cui stiamo lavorando è un progetto chiaro di riqualificazione del territorio e di crescita economica legata proprio a questa riqualificazione, con degli investimenti importanti, e con il potenziamento dei servizi nella sanità, ma non solo, penso anche ai servizi pubblici su cui in qualche maniera la presenza del Veneto sta in qualche maniera andando in secondo piano, e tutelando il lavoro dei cittadini del Veneto, soprattutto dei più giovani, che stanno troppo spesso andando via e che invece io voglio tornare ad attrarre verso il Veneto, lavorando su tutti quegli elementi importanti che i giovani cercano, che sono il lavoro di qualità, il lavoro diciamo così, orientato alle nuove professioni, le imprese della conoscenza, l'agricoltura di qualità e la tutela stessa del territorio, che oggi è interessante come prospettiva di lavoro per molti giovani. Ecco, su tutto questo non abbiamo lavorato abbastanza negli ultimi anni e dobbiamo assolutamente accelerare, perché il mondo corre e se noi stiamo fermi accumuliamo ritardo. Quindi io voglio veramente stimolare tutti i cittadini del Veneto ad essere ambiziosi e a pensare in grande su se stessi, perché non ci dobbiamo accontentare
della gestione quotidiana. Non è sufficiente, non è più sufficiente e non è bello che il Veneto sia regione di emigrazione come all'inizio del secolo scorso. Grazie professor Torrezzoni, in bocca al lupo per questa sua nuova avventura, questa sua nuova battaglia, davvero un grosso in bocca al lupo. Grazie Denis del lavoro in redazione. Grazie, una buona serata anche a voi. Ecco, saluto Marco e Claudio, do appuntamento domani 12:30 la nostra informazione telegiornale, dunque seguiteci, tutte le programmazioni di TV7 Triveneta. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.